Sto andando a mettere a dimora queste lamela, sono le piantine, ce n'è uno che è questa qua, sembra che potete trovare video sul mio canale, sia per la semine. Questa è stata la prima semine che ho fatto del 2000, era novembre, la fine di novembre del 2016, che potete trovare sempre i video sul mio canale, perciò all'incirca avrà 6 anni. C'è una, due, che è questa qua, vedendo questa qua, che poi vedrà, si vede che il risultato viene, perciò l'ho messo una qua e una distanza tra 4 metri circa, l'ho messa l'altra quella là, che erano 3. Insomma, se trovate, vedete i video sul mio canale del 2016, poi vedete le piantine come sono cresciute, e ora, dopo 6 anni, guardate il risultato. Ora l'ho messa qua, già l'ho dato una potata, ora fra un po' si sveglia la pianta, e questa qua è quella là a bonsai. State vedendo che vi ho fatto vedere nel video il risultato, quella lasciata sempre a bonsai. Questa ha 6 anni. Queste sono le 3 piantine che io avevo seminate a novembre del 2016, e poi ho fatto una semina del 2017 verso gennaio. Insomma, cercate sul mio canale e troverete i risultati. Va bene, ora io aspetto un anno, 2 anni, 3 anni, il tempo che crescono le piantine. Questa qua, questa che ho fatto la prima semina, e poi quella, la mela turca che ho seminato l'anno scorso, e la mela gelato cola. Ora vediamo il risultato che viene fuori, che mela viene fuori, poi farò un aggiornamento. Oggi siamo il 27 di maggio del 2022. Questa pianta l'ho messa il 20 di febbraio, come ho detto poco fa, del 2022, perché in questi mesi è fiorita, è cresciuta, guardate, già ha fatto le mele. Ora non so che varietà che vengono, perché dopo 6 anni dalla semina, guardate, queste sono le mele, il risultato. Ora non lo so se sono mele buone, ma speriamo. Dopo tutto questo tempo speriamo che qua c'è un'altra. Insomma, ne ha fatti poco, però qua c'è un'altra, questa qua di dietro, sto vedendo queste due. Alla speranza che nascono belle, che sono un pochettino commestibili, importante che sono dolci, diciamo, perché se sono aspri, insomma, vediamo poi, o la lascio stare, o se no la innesto, vediamo. Speriamo che sono delle mele dolci. Perciò dalla semina, dopo 6 anni, guardate che ha fiorito e ha fruttificato quest'anno. Allora, questa è quella che avevo messo il 20, che poi ho messo anche altre piante, la mela turca e la mela gelato cola, e niente, questa qua. Allora, la pianta 1 e 1, 2, invece qua, state vedendo, questo invece non ha fiorito niente. Io ho tagliato quello centrale, ho lasciato le 3 branchette, diciamo, principali, perciò questo se ne parla penso l'anno che viene, se fruttifica, vediamo. Queste sono le semina delle 3 piante che ho fatto io alla fine di novembre del 2016, che è 1, 2, che quest'anno questa sta fruttificando, alla speranza che va bene, e poi là ci sono quelle là che io avevo messo, questa è la mela turca, che io avevo messo sempre il 20 di febbraio di quest'anno, del 2022, e quella è la mela gelato cola, che è là. Guardate, questa ancora ovviamente ci vuole diversi, altri 2-3 anni per fruttificare, insomma, come quella là. E ora vi farò vedere i bonsai. Andiamo. Vi farò vedere i bonsai di mela che io avevo fatto, dove c'è scritto la mia collezione di bonsai, che potete trovare la verità come ora. State vedendo? Mi sposto. State vedendo, questi i bonsai di mela, è lo stesso come le 2 piante che avete visto poco fa. Potato, accocciato qua. Poi nel video che
Se vedete la mia collezione di bonsai, lo vedete che ancora è piccolino così, è girato sopra una pietra per darci una forma. State vedendo com'è bello? Perciò questo penso che fra un po', insomma, l'anno che viene può darsi che fruttifica, non lo so, vediamo. Allora, e questa qua. Va bene, ora ci spostiamo, andiamo là nella pianta che ha fruttificato. Allora, queste sono le mele. Ora speriamo che fra ora alla fine in autunno, quando saranno pronte, poi farò un altro aggiornamento per farvi vedere che mele sono venute. Ci vediamo quando sarà il momento che maturano e vi farò vedere il risultato. Oggi 27 settembre del 2022. Queste sono le mele che stanno crescendo dall'ultima volta che ha fruttificato, che era il 27 di maggio di 2022. Sono trascorsi 4 mesi dall'ultima volta che ho fatto le riprese, che erano piccole. Guardate come stanno crescendo. Ora vi faccio vedere un attimino, che vi faccio vedere che ieri c'è stato un pochettino di vento forte, poi specialmente anche la pianta con i rami, sono i rami piccolini. Guardate, ieri il vento, stamattina ho trovato queste mele per terra. Vi si è rotto questo ramo che era forse pieno di queste mele. Il ramo sicuramente era quella di punta di qua, quella che c'era di qua, questo è qui sopra, e niente. Ora non è che maturano queste mele, però oggi sto facendo il video per fare vedere, guardate quante mele che c'erano, ma peccato. Queste le mettiamo qua, guardate che sono belle, li ho legati prima che con il peso rompa questo ramo. Poi qua c'è un'altra, state vedendo che sta crescendo. Ho messo questa rete per gli uccelli prima che vanno qua, si appoggiano e rompono il ramo completamente, anche per non mangiarsi le mele. Ora aspettiamo, vediamo il tempo che maturano. Guardate che sono bellissime, sono mele nate da seme, guardate. Ancora devo sentire il sapore, questo non si sa. Però io mi ricordo che era una mela, avevo una mela golden, bianca, belle mele golden bianche, mi sembra, quando ho fatto la prima semina. Non lo so, ora aspettiamo che maturano e poi concludo il video e assaggiamo anche questa bellissima mela. Allora, è passato un mese, oggi siamo il 27 di ottobre del 2022, dall'ultima ripresa che ho fatto, che vi ho fatto vedere le mele. Guardate che bellissime mele, già sono quasi mature, guardate che sono belle, che è venuto fuori una bellissima mela della semina che io avevo fatto nel 2016. Guardate, qua è dove si è rotta l'ultima volta che vi ho fatto vedere, anzi ora ve lo faccio vedere. E il rametto che portava le mele, un attimino che ve le faccio vedere, che ce l'ho qua. Guardate, state vedendo questi qua, uno me la sono mangiata poco fa, ma è dolcissima, ha un profumo meraviglioso, no? Non ve lo posso descrivere. È venuto fuori una mela squisita. Questa qua era una mela che io avevo comprato, e un attimino che mi sposta, avevo comprato di un supermercato, erano belle mele, avevano un pochettino, insomma, la faccia un pochettino rossa, per quello che mi ricordo io mi sembra che erano mele golden orange, per questo penso che mi ricordo, perché erano un pochettino rossi qua. Guardate che belle mele che sono venute. Questo era il ramo che si è rotto di qua, guardate, si è rotto di qua, che portava le mele, che poi è caduto, e sono questi qua. Un profumo, signori, bestiale. Questi anzi li ho presi, erano verdi, guardate come sono maturati, hanno un profumo che non si può descrivere, che se voi comprate le mele in supermercato questo profumo non ce l'ha, sicuramente non ce l'ha. Guardate che sono belle. Ora le vado a prendere. Quando andiamo a prendere le mele, ora vi dico come, il picciolo deve essere intero, perché dobbiamo girare la mela così. State vedendo, si è rotto anche un pochettino il ramo,
non ci fa niente. Dovete prendere con il picciolo. Guardate che bellissima mela, ha un odore magnifico. Guardate, le metto qua. Ora andrò a prendere questi qua. Dovete prendere quel picciolo, le dovete girare un pochettino le mele così. Questa e questa qua, guardate, guardate che bellissima mele. State vedendo in questa pianta, guardate che bellissime mele che sono venute fuori. Guardate, guardate che bellissime mele che sono qua. Un odore bestiale, mi dovete credere. Guardate che bellissime mele. Anzi, io mi aspettavo che veniva una mela aspra, ma invece mi sono sbagliato. Guardate, una mela, una pianta ricavata da seme. Guardate, questi sono quelli che sono caduti un mese fa. Fanno un odore bestiale, bellissimo odore. Guardate che sono belle. Queste non le assaggio perché la faccio mandare a mia moglie, ma assaggio questa qua, queste qua. Strofino un pochettino perché tanto per togliere la polvere, ma è biologica, non è che ci sono pesticidi. Vediamo com'è. Signori, mi dovete credere, è dolcissimo come il miele, è un odore bestiale. Insomma, non mi posso lamentare, è venuta fuori una bellissima mela, dolcissima, e speriamo che l'anno che viene questa bellissima pianta che è cresciuta da seme mi dà altre mele per mangiarle. Va bene, io concludo il video. Vi ho fatto vedere tutto il procedimento, quando l'ho messa a dimora, e quando ha fruttificato, ha fatto la fioritura, ha fruttificato, fino a quando le mele si sono maturate. In questo fino ad ora gli hanno un altro mosso perché è irresistibile. Mi dovete credere, non si può togliere dalla bocca, è una bellissima mela. Io me la mangio così perché pesticidi e cose non ce ne sono. Ho tolto un pochettino la polvere, diciamo la polvere che si crea nell'aria, però è una mela meravigliosa. Va bene, io concludo il video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale, iscrivetevi così sarete sempre aggiornati. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni, ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Giovanni, io mi mangio un altro pezzo di mela, ciao.